Banditi Miniera vuole fare giustizia sulla storia dell'industria mineraria in Sardegna, quello che ha lasciato e soprattutto quello che è stato dimenticato nel tempo. Banditi Miniera erano quelle persone che hanno depredato il territorio, hanno disboscato i monti, hanno scavato nella roccia lasciando ferite che durano e dureranno nei secoli. Il libro parte da una richiesta di riscatto di un giovane del sud della Sardegna, il nipote di un sindaco che si batteva contro questi misfatti. La giustizia l'aveva condannato, l'aveva ucciso e poi però la giustizia stessa lo riscatta, lo riabilita davanti a tutti. Nel frattempo era il 1830, l'industria mineraria in buona parte della Sardegna si impadronisce di tutto. Fortunatamente non tutti erano lestoffanti come quei primi imprenditori, squali, pescecani che cercavano solo l'argento, cercavano solo il profitto e non badavano soprattutto alla dignità dell'uomo, sfruttando donne, bambine e bambini e soprattutto uomini. Il libro vuole rendere giustizia a queste persone qua che hanno dato un grosso contributo alla storia sociale italiana. Sono nati i primi sindacati, sono nate le prime rivendicazioni, sono nati i primi scioperi, sono arrivate le prime conquiste e è arrivata la dignità del lavoro, sfortunatamente dopo circa un secolo dai fatti descritti in Banditi Miniera.